Ieri sera Agrigento ha espresso la propria commossa vicinanza al popolo palestinese in piazza Ravanusella, al centro di un sentito momento di preghiera e commemorazione delle oltre 70.000 vittime civili uccise sotto le bombe. Oltre 150 le persone, cristiane, musulmani e non credenti, si sono ritrovate unite nel nome della pace e della giustizia. Dopo la preghiera simultanea avvenuta entrambi nella moschea e nella chiesa di Santa Lucia, i partecipanti si sono incontrati davanti all'Ulivo della Pace, al centro della piazza. Sono intervenuti tra gli altri, fianco a fianco, l'arcivescovo Alessandro Damiano e gli imam in rappresentanza della comunità senegalese, del centro islamico Oltremare e dell'Associazione Marocchini in Italia. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni riunite nel collettivo Agrigento per la Palestina, con il sostegno dell'Ufficio per il Dialogo Interreligioso dell'Arcidiocesi di Agrigento, della Comunità Islamica di Agrigento, un gesto profondo, umano e culturale che ha rivelato l'anima di una città viva e partecipe, capace di costruire spazi di incontro, solidarietà e impegno condiviso per i diritti e la libertà dei popoli. Un momento di preghiera per ricordare il primato della pace tra le relazioni umane e tra le relazioni tra i popoli. Una pace fortemente in crisi in tanti paesi della terra, tanti, tra questi Israele, Palestina, Russia, Ucraina, Sudan, Congo. È un elenco sterminato, solo che non è un elenco, sono uomini e donne, giovani e anziani e bambini morti. E allora questo grido di pace, soprattutto in questa settimana, la settimana santa, la settimana che è parasceve della Pasqua del Signore, ecco, va ricordato. Momento di preghiera oggi insieme alla Chiesa Cattolica. Momento importante della preghiera tra fratelli cristiani e musulmani per la pace in Palestina e per la fine delle guerre, del genocidio ingiustificato con l'ingiustizia. Preghiamo per i nostri fratelli.